Al via Samani il Carnevale del Mandorlo in Fiore 2023, complice una bella giornata di sole. Gli alunni si sono vestiti in maschera e ogni istituto ha presentato le sue figure carnascialesche. Le scuole che hanno aderito all'iniziativa sono state quelle della Rita Levi Montalcini, Agrigento Centro, Seneto e Quasimodo. L'evento è stato organizzato dalla locale Proloco di Agrigento, ha visto il corteo partire da Piazza Stazione fino ad arrivare in Piazza Cavour. Insomma, un momento di grande festa, quella di stamattina, dopo lo stop della pandemia che ci ha visti chiusi per 2 anni. Una festa, una meraviglia di colori, guardate i fiori meravigliosi, gli uccelli, gli alberi, le farfalle, i grilli, è una primavera, la primavera che finalmente è sbocciata preventivamente ad Agrigento, la primavera del Mandorlo. In attesa che arrivino i gruppi folcloristici noi abbiamo già la primavera e il Mandorlo in fiore oggi qui. E oggi inizia, quella che è l'anteprima che ci porterà al Mandorlo in Fiore dal 5 al 12 marzo. Questa mattina una piazza, un Agrigento bella, colorata e ricca di tanti bambini, tante scuole. Ringrazio le scuole primarie che hanno aderito a questa manifestazione promossa dalla Proloco e patrocinata dal Comune di Agrigento. Quindi oggi è una giornata di festa, una giornata d'allegria, una giornata che anticipa la nostra primavera con il Mandorlo che vediamo già fiorito da qualche settimana. È un evento molto bello perché finalmente dopo gli anni duri della pandemia vedere tutti questi bambini liberamente giocare, passeggiare, divertirsi e esprimere anche le loro attività che durante l'anno preparano nelle scuole è veramente una grande gioia per l'amministrazione comunale. Ci sono tantissime scuole coinvolte, si parla di 600, 700, 800 ragazzi, quindi i dati più precisi li sapranno i ragazzi della Proloco che appunto hanno organizzato l'evento e l'hanno definito nei dettagli, quindi però ci sono migliaia di persone presenti anche con i genitori e chi ha accompagnato i bambini e le maestre. Un grande inizio per il Mandorlo in Fiore, credo, con tantissime scuole presenti, più di 1200 bambini, con 4-5 istituti di Agrigento e tutti i genitori. Poi questa giornata baciata dal sole credo sia un grande inizio e un grande auspicio per il Mandorlo in Fiore. Ricordiamo il Festival dei Bambini in cui tu sei uno dei fondatori insieme a Giovanni Di Maida, anticipaci qualcosa magari. Quest'anno per il 20°, siamo arrivati già al 20° anno del Festival dei Bambini del Mondo, avremo 10 gruppi internazionali, quindi la prima volta che abbiamo così tanti gruppi dei bambini qui ad Agrigento. Avremo ben 6 gruppi intercontinentali che verranno dalla Sri Lanka, dall'India, dalla Corea, dal Messico, Panama e Perù e in più altri 4 gruppi europei, naturalmente tutti i gruppi agrigentini. Una grande festa. Ecco, come vivono i ragazzi questo momento? Una bellissima esperienza, infatti i ragazzi sono anche qua, che abbiamo realizzato tutti i cappelli con i fiori, la primavera, abbiamo tanti artisti. Poi abbiamo anche un alunno che hanno realizzato tutto fatto da loro. Grazie.